Lunedì 27 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Allora, il satellite conferma la faglia sullo stretto, ne parleremo con un esperto e poi sarà il nostro ospite il ministro della protezione civile e del mare Musumeci. Naturalmente con lui parleremo anche di Campi Flegrei, della necessità di evacuazione di un certo numero di persone e poi di quello che succede per quanto riguarda il mare e la protezione civile. Ma cominciamo con l'attualità, come al solito, il giallo di Palermo in questo caso. Ci sono indagini, come dire, continue sulla morte dell'imprenditore Onorato, sembra prevalere l'ipotesi del suicidio, ma i familiari non ci stanno, continuano a dire no, lo hanno ucciso. È spuntata nelle ultime ore una richiesta di risarcimento che lui avrebbe avuto per un capannone a Capaci. Qualcuno mi vuole male, inoltre sarebbero le parole di Onorato scritte prima di morire. In ogni caso sarà determinante l'autopsia che sarà effettuata in serata. Vediamo. Imboccano sempre più la pista del suicidio, in realtà ipotizzato da subito per quanto incredibile, le indagini sulla morte di Angelo Onorato, 54 anni, imprenditore molto noto a Palermo e marito dell'europarlamentare Francesca Donato, ritrovato senza vita a bordo della sua auto parcheggiata nei pressi della zona industriale di via Ugo La Malfa. A rinvenire il cadavere sono state la moglie e la figlia ventenne, che avevano attivato il GPS della vettura e del telefono, visto che dalle 11 l'uomo non rispondeva più. La vittima aveva la camicia sporca di sangue e una fascetta stretta intorno al collo, anche per questo la famiglia non crede al suicidio. Ad avvalorare però questa tesi ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'auto era parcheggiata in realtà in un punto morto fra due telecamere, quindi non ci sono immagini del momento del decesso. Si vede però arrivare il SUV di Onorato e non si vede arrivare nessun altro in quella stradina fino al ritrovamento. Il mistero però resta, visto che l'imprenditore aveva affidato ad un avvocato una lettera il cui contenuto non è noto, ma che secondo la famiglia spiegherebbe tutto, puntando il dito sui responsabili. Ora toccherà alla magistratura fare chiarezza attraverso le indagini in corso da parte della squadra mobile. Restiamo a Palermo per un altro fatto drammatico. Una novantenne è stata uccisa a martellate nella sua villetta a Borgetto, apparentemente senza una ragione precisa. Intanto però gli investigatori hanno arrestato il figlio sessantenne disabile, sotto shock gli altri familiari. Vediamo. Avrebbe ucciso la madre a martellate, ma è stato subito individuato ed arrestato dai carabinieri dopo neanche mezza giornata di indagini. Ancora un tragico delitto in questo drammatico fine settimana siciliano e ancora una volta è la provincia di Palermo, teatro di un altro fatto di sangue maturato questa volta in ambito familiare. È accaduto a Borgetto, paese della provincia, a pochi passi dalla più grande cittadina di Partinico. Maria Benfante, una donna di ben 90 anni, è stata assassinata a colpi di martello in casa, nella villetta fuori paese dove abitava insieme ai figli. Ad ucciderla, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato il figlio Maurizio Amoroso, 59 anni, disabile. I sospetti si erano subito concentrati su di lui. Portato in caserma per essere interrogato, poco dopo è stato arrestato su disposizione del magistrato di turno e portato in carcere. Ad accorgersi del delitto sarebbe stata l'altra figlia che abita nella stessa villetta ma al piano superiore. Avrebbe udito le urla della madre e poco dopo avrebbe constatato che la tragedia si era ormai consumata. I carabinieri di Partinico, a cui sono affidate le indagini, dovranno adesso ricostruire cosa abbia fatto scattare la rabbia omicida del figlio Maurizio. E adesso ci trasferiamo a Catania per l'incendio al Cioccolato Caffè sul lungomare della città. A quanto risulta agli investigatori, ad appiccare le fiamme è stato il titolare incastrato insieme a un complice. C'è poi una terza persona indagata per favoreggiamento personale. Ecco i particolari. Sono scivolato sulle fiamme per spegnere l'incendio. La testimonianza del titolare del bar Cioccolato e Caffè sul lungomare di Catania sin dal primo interrogatorio non aveva convinto gli investigatori. Troppe stranezze, troppi passi falsi, troppe contraddizioni. A distanza di un mese e mezzo dal rogo che ha devastato il locale, peraltro chiuso e in fase di ristrutturazione, la polizia ha eseguito 3 provvedimenti cautelari. Si tratta di Alessandro Leone, 42 anni, Antonino Russo, 40 anni e di un 39enne accusati
a vario titolo e con differenti profili di responsabilità di incendio doloso, fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di congegni micidiali aggravati e favoreggiamento personale. Il provvedimento, eseguito dalla squadra mobile, è scaturito dalle indagini sulle 2 persone rimaste gravemente ferite a seguito dell'incendio avvenuto all'alba del 2 aprile scorso. Nel novembre del 2023 lo stesso esercizio commerciale era stato interessato da un altro incendio sviluppatosi per ragioni allora rimaste non chiarite. L'acquisizione dei filmati, dei sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze delle persone presenti al momento dell'esplosione hanno definito il quadro indiziario. Leone avrebbe acquistato la benzina, poi si sarebbe incontrato con Russo ed insieme avrebbero utilizzato alcune bottigliette Molotov, determinando l'esplosione che ha danneggiato il locale e l'edificio, ferendo gli stessi autori del raid incendiario. Sull'auto di Leone sarebbero stati trovati 2 imbuti, un rotolone di carta, guanti in lattice, lo scontrino del distributore di carburanti ed un detergente per tessuti. Una terza persona, ausiliario alle dipendenze di una ditta incaricata dei servizi di pulizia dell'ospedale, è indagata invece per favoreggiamento, avendo avvisato Leone della presenza di microspie all'interno del reparto di degenza. E adesso a Agrigento, dove tra poco sarà interrogato in carcere Daniele Alba, il meccanico di Cianciana che ha accoltellato la moglie e i 2 figli piccoli. La donna, che ora sta bene per fortuna, voleva separarsi e rientrare in Polonia. Migliorano pure, grazie al cielo, le condizioni dei bambini. Nel carcere di Lorenzo ad Agrigento alle 8:30 i magistrati della procura di Sciacca interrogheranno Daniele Alba, il meccanico di Cianciana che giovedì scorso ha accoltellato la moglie e i 2 figli. Qualora non si avvalga come nel primo interrogatorio della facoltà di non rispondere, Alba sarà ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Saccense Antonino Cucinella e dal sostituto Brunella Fava, delegata dal procuratore Roberta Buzzolani. E al fianco di Alba siederanno gli avvocati Luca Burge e Maurizio Gaudio. Nel frattempo sono ancora in miglioramento le condizioni cliniche del figlio Christian, 7 anni, operato al civico di Palermo, dove gli sono stati estratti dei frammenti della punta del coltello utilizzato dal padre e poi trasferito all'ospedale dei bambini di Cristina, dove è ricoverata in terapia intensiva la sorella di 3 anni, Sara, ancora sedata. Lei non ha subito interventi chirurgici, ma solo tanti punti di sutura per le gravi e profonde ferite. Meno grave è la madre, già operata a Ribera, all'ospedale Fratelli Parlapiano, e prossima ad essere dimessa. Lei avrebbe voluto separarsi dal marito e rientrare con i suoi figli in Polonia, il suo paese d'origine. Ciò ha scatenato contrasti e dissidi nella coppia fino all'ultima lite sfociata nel sangue. Bene, siamo arrivati al momento della rassegna stampa siciliana con Angelo Gagliano. Allora, andiamo subito alla prima pagina del quotidiano La Sicilia con in apertura, lo possiamo leggere insieme: Onorato, prevale il suicidio ma i familiari non ci stanno, il giallo di Palermo, dati oggettivi e punti oscuri. Questa è la prima delle notizie che andiamo ad approfondire perché vedete ci sono diversi approfondimenti. Il suicidio è ipotesi più accreditata. Leggiamo ancora la lettera lasciata all'amico avvocato per consegnare alla moglie: se mi succede qualcosa, le telecamere non inquadrano l'auto ma è escluso stop di altri mezzi, sul corpo nessun segno di violenza. Oggi verrà effettuata l'autopsia. La morte di Onorato, meno probabile l'omicidio, ma anche la figlia è certa, l'hanno ucciso i Tasselli, l'avvocato della famiglia. Considerazioni oggettive e soggettive, la procura arriverà alle stesse conclusioni. E poi la fascetta, la prova decisiva compatibile con il suicidio, dati certi e punti oscuri, il giudizio dell'assessore Albano, medico legale, che ha visto il corpo ed esclude il gesto estremo, pensa alla messa in scena. Decisivo è il nodo del portante, se davanti o dietro il collo di Onorato. Bisognerà dunque capire anche questo, ma il tema viene affrontato anche dalle testate nazionali. Siamo sul Corriere della Sera. Onorato, nei filmati nessun killer, se mi succede qualcosa il legale sa, Palermo, il giallo dell'architetto trovato morto. La lettera indirizzata alla famiglia, depositata da un avvocato per
E poi ancora leggiamo: nessun debito, sfuma la pista dei debiti, pare non avesse problemi economici ma crediti da incassare, questo. E poi sempre sul Corriere, la pista del suicidio, le registrazioni, le auto, i passanti nella zona, non è stato ritrovato il SUV dove è stato ritrovato il SUV con il cadavere. C'erano almeno 2 videocamere di sorveglianza, ma non avrebbero registrato altri, diciamo, né persone né auto, il vicolo cieco, il muro di 2 metri, la pista dell'omicidio. Eccola, ci sono le 2 versioni che vengono portate in evidenza, le paure e la lettera, le considerazioni di chi gli era vicino. Queste insomma le ipotesi che avanza il Corriere della Sera, che poi vedete la moglie e la figlia aveva preoccupazioni ma non si è tolto la vita, lo hanno ammazzato, il post di Carolina non ci avrebbe mai lasciati, così ancora sul Corriere. E anche Repubblica nelle pagine nazionali: qualcuno mi vuole male, le parole di Onorato scritte prima di morire, le telecamere non chiariscono cosa sia successo al marito di Francesca Donato, la famiglia la chiave in una richiesta di risarcimento per un capannone a Capaci. Queste le ipotesi che vengono diciamo avanzate. E poi anche il Messaggero: il mistero di Onorato, la verità sulla morte nella lettera all'avvocato, la missiva affidata al suo tributarista: se succede qualcosa a mia moglie, gli inquirenti propendono per il suicidio, ma la famiglia non si è tolto la vita. È un giallo, un vero rompicapo quello che viene proposto stamattina sui quotidiani. Siamo partiti dalla Sicilia, alla Sicilia torniamo alla prima pagina, perché ci sono tante altre notizie. A Catania, ad esempio, rogo al cioccolato caffè, appiccato dal titolare, incastrato assieme ai complici. E poi ci sono anche le altre notizie. Meloni si blinda a Palazzo Chigi, la Premier dribba il referendum, il voto sarebbe sulle riforme, non su di me, l'Unione Europea non do patenti di presentabilità. Poi ancora, vedete questa foto notizia, Bergoglio detto Francesco, molto bella. Benigni mattatore davanti alla Papa per la giornata mondiale dei bambini, votiamo per lui e vinciamo di sicuro, questo è quello che dice Benigni per l'appunto. Allora andiamo di nuovo alle pagine interne della Sicilia e leggiamo di più a proposito di quanto accaduto a Catania. Fu lui a incendiare il suo locale, fatta chiarezza sull'incendio a lungomare di Cioccolato Caffè del 2 aprile scorso, il titolare e un complice rimasti feriti avrebbero determinato l'esplosione con le Molotov. E vedete, per l'appunto abbiamo già visto il servizio. E poi ancora invece voltiamo pagine, siamo alla vicenda degli apicoltori siciliani che si rivolgono all'Europa senza aiuti, costretti a chiudere. Una lettera aperta, l'associazione Aras chiede un impegno a sostegno del comparto in gravissima crisi. Intanto Coldiretti domani in piazza la protesta per il fieno agli allevatori. Sempre su la Sicilia, ma stavolta sulle pagine che riguardano la città di Catania. Si parla della metropolitana, Fontana e Montepo, ci siamo quasi, mancano solo i collaudi nelle 2 stazioni della metropolitana e poi saranno aperte. A parlare il direttore Fiore rassicura tutti, probabilmente la prima settimana di giugno sarà quella decisiva, quindi una svolta, un'ulteriore svolta per quanto riguarda i collegamenti. Restiamo sui quotidiani a carattere regionale, siamo sul Giornale di Sicilia che ha l'apertura proprio dedicata alla vicenda di Palermo, soldi e lettere e giallo fitto. Le telecamere della zona non hanno ripreso altre auto fermatesi nel punto in cui è stata ritrovata quella con la vittima, ma i parenti di Angelo Onorato non credono al suicidio. Poi ancora i rimpianti degli amici, una rosa al negozio e l'anziana che è stata trovata uccisa a Borgetto, è stato arrestato il figlio. E poi c'è una ampia finestra dedicata allo sport, il City è già al lavoro, pronto Zanetti, sarebbe pronto al sì, praticamente si parla del nuovo allenatore del Palermo. Sempre sulla prima pagina si torna a parlare della giornata dei bambini, Benigni bacia il Papa insieme nel campo largo, così dice, e poi vedete a Monte Pellegrino
a proposito del festino, svelata la nuova statua di Santa Rosalia. Questa insomma le notizie sul giornale di Sicilia. Siamo adesso sulla Gazzetta del Sud, prima pagina che è dedicata alle vicende di Messina, la partita, leggiamo, eccola qui, dei PON metro. Oggi Meloni a Palermo per firmare l'accordo sui fondi di coesione, il punto sui finanziamenti europei al centro di diatribe politiche, come sono stati spesi e quanti ne rimangono. Poi Palagiustizia, Palagiustizia bis, tempi lunghi e perplessità, avvertimento di Mosca, i razzi di Hamas, il conflitto in Medio Oriente e non solo, praticamente tutte si intrecciano questi fatti. Anche sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, il mistero di Palermo, l'architetto trovato morto, prevale finora l'ipotesi del suicidio. Poi una curiosità: Barcellona, detenuto 26enne fugge dal carcere durante l'ora d'aria ed è stato riacciuffato. A Milazzo invece butta fuori picchiato fuori dal locale da diversi ragazzi. Sono due episodi che riguardano comunque la nostra regione. Nelle pagine interne, a proposito della nostra regione, il piano miliardario piomba sulle europee. Di cosa si tratta? Oggi la Premier Meloni a Palermo per firmare l'accordo con il presidente Schifani, ma l'opposizione non ci sta, fermate tutto, era obbligatorio un parere dell'ARS, contestata anche la passerella di chi è in lista. Il dettaglio delle opere contenuto in 68 pagine, la fetta maggiore destinata al ponte. E poi sempre sulle pagine interne, vedete, così il Comune ha speso 153 milioni per l'ultima fetta della torta dei fondi europei, c'è tempo sino al 2026, il punto della situazione al netto di diatribe elettorali su come Palazzo Zanca ha gestito finora i PON metro e come vedete si continua a discutere. Un appendice facciamo adesso con lo sport, ma quello regionale, poi vedremo anche lo sport nazionale nella seconda parte della rassegna stampa, e siamo adesso alle vicende che riguardano più strettamente il Catania, il futuro rosso-azzurro, scrive il collega Giovanni Finocchiaro sulle pagine della Sicilia. Catania, la prima mossa sarà il nuovo tecnico, Inzaghi e il nome caldo, colloquio sono appena in corso, la dirigenza sta anche vagliando il profilo di Fabio Caserta come DS Palmieri in pole, ma se arriva l'ex rossonero la scelta ricadrà su Foggia. Queste insomma sono le indicazioni che arrivano, e poi si parla già di mercato, ci proiettiamo già al calciomercato artistico, trattativa reale o suggestione per l'attacco, Cianci destinato a rimanere così come Quaini e Bois. L'effetto dei tifosi, la società dovrà presentare un piano di immediato rilancio per non disperdere un patrimonio di fiducia, sostegno e di profondo legame anche con la maglia. Ma visto che ci siamo questa mattina, stiamo parlando di sport siciliano, parliamo ancora di Catania, perché chiaramente c'è la delusione Catania, il club prova a voltare pagina, tanti errori tra cambi tecnici, sono stati gli spareggi, il film di un'annata spesso deludente nel tentativo di rimonta finale. La conquista della Coppa Italia di Serie C rimane comunque un'impresa che ha portato il primo trofeo nella bacheca di Pelligra, e si parla chiaramente è il post eliminazione dai playoff. Ma come dicevo prima, lo sport siciliano vive anche di tante altre realtà, l'orizzonte Catania, la regina con un record di 24 scudetti, e Tania Di Mario è la sua leggenda, non si vince mai da soli, me l'ha insegnato Martina Miceli quando eravamo atlete, il gruppo fa la forza, io ho avuto la fortuna di giocare con una squadra fortissima. E poi chiaramente sono le parole della presidentessa giocatrice, aveva smesso ma è dovuta tornare in acqua per aiutare la squadra, stavolta è stata l'ultima
prossima non mi chiamate più, dice lei, perché insomma, non ha voglia di tornare in acqua, perché è un sacrificio praticamente allenarsi. La pallanuoto è uno sport davvero duro, sì. E poi i numeri, la Sicilia 103 volte campione d'Italia, ci sono tutte praticamente le imprese, vengono ricordate praticamente dal quotidiano La Sicilia questa mattina. Direi che per il momento, per la rassegna stampa regionale, ci fermiamo qui. Molto bene, allora facciamo una breve pausa, voi rimanete con noi e subito dopo ci sarà la rassegna stampa nazionale. Buongiorno Sicilia, a dopo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì infiltrazioni di aria fresca oceanica determineranno dell'instabilità al nord, ad esterne coinvolte prima le regioni di nord-ovest, nella seconda parte della giornata anche le regioni di nord-est. Meglio dunque al centro-sud e sulla Sicilia, dove l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica, garantendo dunque un lunedì all'insegna del bel tempo e della stabilità. Il tutto con temperature massime diurne che localmente sfioreranno anche i 25-26 gradi. Non cambia poi lo scenario meteorologico nemmeno nella giornata di martedì. Avremo ancora prevalenza di sole su tutto il territorio in un contesto di assoluta stabilità atmosferica, con cielo sereno o al più nuvolosità in transito nella seconda parte della giornata. Temperature massime in lieve aumento, localmente infatti si sfioreranno anche i 28-29 gradi. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Angelo Gagliano, a te. Allora, cominciamo stamattina con il Corriere della Sera e vediamo subito la prima pagina. Ci sono una serie di notizie in primissimo piano. Leggiamo subito: bombe su Kharkiv. L'Italia frena Stoltenberg, Hamas attacca Israele e raid a Rafah, 35 morti. Questa è la sintesi dei due conflitti che in questo momento sono in corso. Poi voto e riforme, alta tensione, Meloni: se perde il referendum non lascio, la Schlein contro i tagli ai comuni, la Premier sull'ultradestra all'Unione Europea: non do patente di impresentabilità, e attacca i radical chic. E il video sulla 7. E poi c'è il video elogio dei bambini al Papa: facciamo il campo largo. Benigni, questo è quello che dice Benigni. Dalla prima pagina del Corriere vediamo anche una notizia di ciclismo. Pogačar, re di Roma, un giro da fenomeno, si è chiusa la corsa in rosa dominata proprio dallo sloveno. Diciamo che questi sono in sintesi i titoli più significativi che si ritrovano su tutti i quotidiani questa mattina. Poi c'è una pagina dedicata dal Corriere stamattina al ponte sullo Stretto, ostacoli e rischi. Una pagina interessante che andremo fra non molto a vedere. Allora, visto che abbiamo aperto con il Corriere, vediamo subito dalle pagine interne del Corriere che cosa si scrive. Per la guerra in Ucraina, un nuovo raid russo sui civili, c'è l'appello di Kiev a Biden e anche a Xi. Il presidente ucraino vengono al tavolo di Lucerna per trovare una pace vera, e poi l'Unione Europea: da Putin atti atroci. Vedete la denuncia: sono state segnalate esecuzioni effettuate dalle truppe dello zar nei villaggi conquistati. E poi un riepilogo di quello che succede sul campo: l'avanzata nell'area di Kharkiv, occupata nel 2022, poi liberata da Kiev, i successi russi nelle prime 48 ore, attacco bifronte e lo scopo esaurire le forze ucraine. Insomma, questa è la sintesi di quello che sta succedendo. Kharkiv viene indicata come la linea rossa
l'armata usa droni, missili e bombe plananti per mettere in fuga gli abitanti che però resistono, può essere la battaglia più cruenta della guerra. Insomma, davvero uno scenario preoccupato. Questo è il focus su questa guerra, e poi, come potete vedere, c'è anche una cartina che spiega l'avanzata russa. I territori sotto controllo russo sono quelli segnati in rosa pallido, diciamo così, gli ultimi territori rivendicati dai russi con questo giallino, e poi vedete i territori controllati dai russi prima del 24 febbraio. Questo è lo scacchiere tattico. Cosa avviene in Ucraina? A proposito di Ucraina, torniamo a parlarne anche dalle pagine interne di Repubblica. Zelensky invita Xi al tavolo di pace, Mosca prepara un'altra offensiva. Der Spiegel: se i soldati di Putin sfonderanno irrimediabilmente, Polonia e Baltici manderanno le loro truppe in Ucraina. L'ipotesi anche di uno scudo di droni. Medvedev: guerra mondiale se verranno colpiti i nostri obiettivi con le armi statunitensi. Insomma, c'è una situazione davvero di grande tensione, che viene ripresa, questa tensione, anche dalla stampa. Minacce russe. Medvedev all'attacco: se lanciano missili NATO sarà guerra mondiale. Credo che sia la quarta o la quinta volta che Medvedev dice attenzione, facciamo la terza guerra mondiale. E salgono a 15 morti nel raid al mercato di Kharkiv. L'ONU: inaccettabile. Ci sono le parole, vedete, di Medvedev: colpire i nostri obiettivi da parte degli americani significa iniziare una guerra mondiale. Varsavia non verrà risparmiata e riceverà la sua dose di polvere nucleare. Insomma, Medvedev non è diciamo uno che è tranquillo, è molto aggressivo nelle sue dichiarazioni, è sempre stato così, comunque è il delfino proprio di Putin. E poi gli effetti nel vecchio continente, stavolta siamo sul Messaggero. Ultima chiamata per l'Unione Europea, dovrà difendersi da sola. Guerra, energia, ambiente senza USA. Bruxelles sarà chiamata a decisioni radicali. Le tensioni con Trump alla Casa Bianca riguarderanno anche la sfera commerciale. Quindi è uno scenario che viene praticamente disegnato sul post elezioni, chiaramente in negli caso Stati di Uniti. probabile vittoria di Trump. Esattamente. Questo per quanto riguarda il conflitto in Ucraina. Allora poi andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Vedete la campagna per le europee, l'Unione Europea, il diktat di Meloni. La leader di Fratelli d'Italia esclude l'accordo con i socialisti e volta le spalle alla von der Leyen, e per l'ultradestra non è impresentabile. In caso di perdita nel referendum sul premierato, chi se ne importa, non lascio sulla Russia, invita la NATO alla prudenza. E poi c'è l'affondo della Schlein: i tagli ai comuni colpiscono gli esili e austerità, così dice per l'appunto la Schlein, il segretario del Partito Democratico. Poi Hamas attacca razzi da Rafah sul centro di Tel Aviv. La guerra dei droni tra Russia e Ucraina, abbiamo già parlato. La Ferrari, Leclerc sbanca Monte Carlo. La bella foto con la vittoria finalmente della rossa, mancava da tantissimo tempo. E visto che stiamo parlando di quanto avviene anche in Medio Oriente, torniamo sulle pagine interne del Corriere. Hamas lancia 8 razzi su Tel Aviv, Israele attacca, raid e morti a Rafah. L'esercito ebraico: colpita una sede di miliziani da Gaza, almeno 35 morti, anche donne e bambini. Insomma, la situazione è davvero incandescente. Lo sforzo diplomatico: il gabinetto di guerra si è riunito ieri sera per discutere il tentativo di rilanciare i negoziati per la pace. Stesso tema anche su Repubblica: raid israeliano contro Hamas a Rafah, rogo nel campo dei profughi, oltre 30 morti. E poi l'esercito israeliano: colpita la base terrorista, uccisi 2 leader dalla striscia, 8 missili su Tel Aviv. Le autorità locali parlano di decine di vittime e mostrano foto di corpi di donne e bambini. Insomma, sono davvero momenti drammatici. Stesso tema ripreso anche dalla stampa: razzi da
Rafah, si legge proprio sulla stampa, Tel Aviv sotto il fuoco dopo 4 mesi, 2 feriti, raid israeliani nel sud della striscia, molte vittime, riprendono i negoziati per il rilascio degli ostaggi. Oggi ci sarà il vertice al Cairo in Egitto, 8 gli ordigni lanciati dai gruppi palestinesi. Chiedo scusa, sono 7 sono stati intercettati, quindi in qualche modo è stato ridotto. La cosa importante è sottolineare che sono stati lanciati da Rafah, quindi proprio non è che ci siano, è vero che ci sono tantissimi civili, però è pure vero che ci sono le basi da dove questi tirano i missili. A proposito di quello che dicevamo prima sulle elezioni americane, Trump al finale del processo Shaw le mosse in caso di condanna, quindi insomma teme che ci possa essere anche una condanna. Il nodo è l'attendibilità di Daniels e Cohen, ma nella sfida Biden peserà di più l'economia. Gli americani sono molto attenti a quello che succede in economia e in questo momento il cibo al fast food negli Stati Uniti è aumentato di gran lunga. E allora Trump non ha perso l'occasione per denunciarlo, esattamente, colpa di Biden. Vedete, restiamo sempre sul Trump bis porterà l'America lontana dal fronte europeo, questa è la conferma di quanto dicevamo. E nei propositi del tycoon, l'uscita dalla NATO, il piano per la tregua ucraina in 24 ore, per il candidato repubblicano conta anche un'amicizia personale con Putin. E poi, come vedete, ci sono diversi punti: derubricare la guerra a disputa territoriale, il cessate fuoco in appena 24 ore, rinnegare il principio della reciproca difesa e il giornalista libero, la promessa di Mosca, il caso Gershkovich, quello che viene riproposto, insomma, stavolta eravamo sul Messaggero. Torniamo allora alle altre notizie di giornata stamattina sui quotidiani. Si è parlato tanto di questo incontro tra Benigni e il Papa. Benigni show con il Papa: posso darle un bacio? E ai bambini in piazza: fermate voi la guerra, ospite in Vaticano. Alle prossime elezioni facciamo il campo largo, sulla scheda mettiamo Bergoglio, detto Francesco. La battuta chiaramente per parafrasare quanto detto, diciamo, dalla Meloni a proposito, sempre a scuola di pace. Dunque altro momento importante e significativo: a Duino si informano studenti dei collegi del mondo unito candidati al Nobel. Ucraini e russi, palestinesi e israeliani vivono il dialogo nelle stesse aule, quindi si può stare in pace serenamente, si può vivere in tranquillità. E poi ci sono anche le altre notizie, quelle di carattere diciamo italiano, con la cronaca giudiziaria, i finanziamenti illeciti. Siamo sul Corriere, no leciti, audio contestato, Spinelli Junior in aula. A Genova confronta l'americano con il PM, show Aldo a Toti, ora il 2 per 1000, poi il resto. Insomma, bisognerà capire cosa significavano anche queste le intercettazioni, i sospetti della procura sull'intercettazione tra il re del porto e il governatore. Insomma, la vicenda ancora aperta, piuttosto complessa. Tangenti in Liguria, tocca a Signorini, pronto a chiarire la mia posizione. Siamo adesso sulla Stampa. Oggi interrogatorio dell'ex presidente del Porto, poi saranno sentiti Bucci e Aponte, domani magistrati dell'antimafia a Roma. Questo per la vicenda abbiamo detto di Genova. Abbiamo parlato anche di una pagina dedicata dal Corriere al Ponte, e vedete, eccola qui: Ponte sullo stretto, gli ostacoli e i rischi. Stesso operatore, progetto del 2011 ma i costi triplicati, manca l'aggiornamento sismico e su eventi estremi e traffico. Gli espropri su 370 ettari dimezzano prezzi di case e terreni. Insomma, questo è... Magari lo possiamo riprendere questo, se vorrai. Quello senz'altro, lo possiamo riproporre più avanti, perché avremo ospite un ricercatore di geologia strutturale per parlare appunto della faglia diciamo sismica sullo stretto e di tutti i problemi che hai appena elencato. E poi attenzione, perché si parla della stretta
anti-autovelox è diventata legge, mai più in città sotto i 50 all'ora. Il testo in Gazzetta domani, per installarli ai sindaci servirà il via libera del prefetto, quindi questo è i punti, vedete, dei nuovi autovelox. I comuni dovranno chiedere al prefetto l'ok agli autovelox mobili, dimostrando che in una certa strada gli incidenti sono dovuti alla velocità. La segnaletica dovrà annunciare l'autovelox con anticipo di 1000 metri sulle strade extraurbane, 200 metri su quelle urbane, di scorrimento è 75 su tutte le altre. Il limite in città, stop autovelox sotto 50 km/h, fuori dall'abitato non potranno essere installati dove il limite è inferiore di oltre 20 km/h a quello previsto dal codice della strada. Insomma, una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda insomma, gli autovelox. Adesso invece, visto che è lunedì e ieri è stata una giornata importante per quanto riguarda lo sport, vediamo alcune vicende sportive per l'appunto. I fenomeni in prima pagina: da una parte c'è Pogačar, dall'altra c'è Leclerc, il trionfo da record del nuovo Cannibali, voglio ispirare i giovani ciclisti, lui che è comunque abbastanza giovane dobbiamo dire, e poi Leclerc, colpo a Monte Carlo e festa Ferrari, a casa di Charles, sì, ho pianto praticamente ieri, una giornata di gioia per la rossa. Poi nelle pagine interne, come possiamo vedere, la grande, diciamo, la pagina non è completa perché è la grande bellezza, dovremmo vedere questa pagina e poi l'altra, perché su doppia pagina, per avere il titolo completo che ha scelto la Gazzetta per celebrare il trionfo proprio al Giro d'Italia. La stessa cosa la possiamo dire anche per quanto riguarda l'automobilismo, tutto rosso, così si completa, rosso, dice, sì. tutto rosso. Lo vediamo magari con la nostra inquadratura. Ecco la pagina completa: il principe diventa re nella circostanza, è proprio questo il titolo dedicato a Leclerc, trionfa nella sua Monaco, la Ferrari è sempre più l'anti-Red Bull, che è praticamente l'auto di Verstappen, che ieri non ha vissuto comunque una giornata molto felice, molto serena. Ma queste due notizie sono riprese da tutti i quotidiani, anche quelli generalisti. La Repubblica, il padrone di casa, riferito a Leclerc che trionfa a Monte Carlo in lacrime: per mio padre era il nostro sogno. Parole bellissime per Leclerc. Ma ieri c'è stato anche il motociclismo, finalmente Bagnaia, Pecco a Barcellona spezza l'incantesimo, la prima vittoria sul circuito dove aveva ottenuto un solo podio in 12 stagioni, dominio Ducati, secondo Martin, terzo Marquez, con una grande rimonta. Questa ancora si celebra il Giro d'Italia anche sulle pagine interne di Repubblica, sulle tracce di Pantani. Questo è chiaramente, come diciamo, in qualche modo l'erede potrebbe essere. C'è il delirio Ferrari sulla Stampa, le pagine si inchiostro davvero, fiumi di inchiostro per questo capolavoro di Leclerc. Siamo sulla Stampa, finalmente re a Monte Carlo, il trionfo più bello, Verstappen sesto, la rossa riapre il mondiale. Ma ora non ci pensiamo, perché insomma non bisogna illudersi assolutamente per una vittoria. Diciamo che con lo sport ci fermiamo per questa rassegna stampa. Bene, benissimo. È tutto. Tra poco la conferma da parte del satellite della faglia sullo stretto, vedremo che significato ha, che conseguenze ci potrebbero essere eventualmente, ma siamo naturalmente sul piano delle ipotesi, lo vedremo con un geologo. State con noi, buongiorno Sicilia, a più tardi. Adesso parleremo tra poco con un esperto di faglia sullo stretto, quindi Ponte di Messina, ci aiuterà anche Angelo con la rassegna stampa, ma vi ricordo che poi sarà il nostro ospite il ministro Musumeci intorno alle diciamo 8:57, poco prima delle 9. Allora, do il benvenuto a Giovanni Barreca, che è ricercatore di geologia strutturale del Dipartimento di Scienze Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania.
cioè, insomma, Buongiorno. la persona giusta per parlare di questo. Allora, dunque, noi ci ricordiamo che c'è stato quel terribile terremoto del 1908 che ha devastato Messina, Reggio Calabria e soltanto 3 anni fa, è vero dottore, Sì. è stato possibile vedere la faglia da cui si è originata. Che vuol dire la faglia? La faglia vuol dire che siccome i terremoti vengono generati da movimenti della crosta terrestre, che sono delle spaccature proprio della crosta terrestre, la faglia significa che quel luogo dove appunto la spaccatura avviene e prende forma, liberando delle onde sismiche che poi sarebbero le vibrazioni che produce un terremoto. Allora, vedete che cosa significa il progresso? Quindi il satellite ha visto nel 2021 ciò che era capitato nel 1908, è pazzesco. Nella sostanza questi dati satellitari che noi abbiamo avuto solo di recente, praticamente vanno a confermare quello che noi avevamo studiato nel 2021, cioè che lo sviluppo della faglia lungo l'entroterra calabro. Adesso vediamo quell'immagine ancora che era stata messa in onda. Ecco, questa immagine che cosa ci dice, dottore? Questa immagine ci dice che insomma vedete sull'immagine a sinistra c'è la faglia che noi pensiamo sia la faglia responsabile del devastante terremoto del 1908, a destra vedete la stessa immagine dello stretto di Messina, ma con tutta una serie di colori i quali indicano sostanzialmente nelle tonalità del blu che il suolo si sta sollevando, nelle tonalità del rosso-giallo che il suolo si sta abbassando. Se noi andiamo a vedere, facciamo un confronto tra le due immagini, si vede benissimo come nell'area tra Gallico, insomma a nord di Gallico, vedete sulla mappa a sinistra, c'è un contrasto di colori, chiamiamolo così. Tutta l'area dello stretto dove poi sorgerà il ponte probabilmente si sta sollevando perché esibisce colori nei toni del blu, mentre tutta l'area a sud di Catona, cioè che è del torrente Catona, dove c'è quella linea a tratteggio rosso, praticamente assume i toni dei colori del rosso, cioè significa che si sta abbassando. Cosa significa? Molto semplicemente che il satellite osserva quest'area in 2 momenti differenti, ne misura la distanza satellite-suolo e ne fa una differenza tra la misurazione che è avvenuta nel 2018 e la misurazione che è avvenuta nel 2024. Quindi, per dirlo terra-terra ci sarebbe un abbassamento nella parte, diciamo, calabra e invece un innalzamento nella parte, E questo che cosa determinerebbe? Lasciamo stare adesso la polemica sul ponte, parliamo dal punto di vista geologico. Innanzitutto conferma i dati del 2021 che noi avevamo pubblicato, Perfetto. ma dà anche un'indicazione sui tassi con quale tasso di movimento questa faglia si muove, che nel caso specifico, considerati i relativi margini di errore, è intorno a 1,5 mm l'anno. E che conseguenze? 1,5 mm l'anno significa che comunque la faglia è ancora attiva, cioè si sta muovendo, perché le faglie come noi possono nascere, vivere e poi spegnersi. Questo dato indica che la faglia è ancora attiva, probabilmente sta caricando energia che poi noi sappiamo che rilascerà a un certo punto, perché le faglie hanno dei cicli, non sappiamo quando la rilascerà, però pensiamo che il dato sia un elemento fondamentale che va a confermare che la faglia che noi avevamo visto è l'elemento, si dice, sismotettonico chiave nell'area dello stretto di Messina. A determinare questo movimento, che voi chiamate faglia attiva, che cos'è? È esattamente la faglia, perché la faglia è il luogo dove 2 blocchi scorrono l'uno sull'altro, ecco. Uno si solleva e uno si abbassa nel caso di faglia normale. È così fatta la Terra, è fatta così. Esatto. Dei blocchi si alzano e dei blocchi si abbassano. Il limite tra l'innalzamento e l'abbassamento sono le strutture tettoniche. Ma cosa determina? C'è attività vulcaniche interne? No, è determinata dai movimenti all'interno della Terra, cioè del mantello, che ci sono sempre e comunque. Di che zona parliamo? Tanto per non fare spaventare la gente. Adesso arriviamo al quotidiano che già ci sta illustrando. Allora, la zona di cui noi parliamo è la zona del torrente Catona, sì. Che separa a nord l'alto di noi lo chiamiamo Alto di Campopiale, dove c'è Cannitello, sì, anche Villa? Anche Villa San Giovanni, che è la zona in sollevamento, mentre la zona a sud che è quella che sta sprofondando, include territori di Gallico e mi pare Campopiale.
Voi considerate questo un ostacolo adesso parliamo dal punto di vista sempre scientifico, non politico, per carità, che stiamo parlando con un esperto di queste cose, non sa orientamenti politici. Questo può essere un ostacolo per la costruzione di un ponte? Allora, in linea di massima no, perché comunque è una conoscenza che prima di oggi insomma, dell'occhio del satellite era in parte sconosciuta, ed è una conoscenza che deve aggiungersi a una corretta progettazione del ponte, cioè nel senso che conoscere le faglie e soprattutto la loro dimensione, perché dalla loro dimensione dipende la magnitudo massima che possono scatenare e anche le accelerazioni in caso di sisma, è di fondamentale importanza, perché se la faglia è lunga, che so, 35 km può fare un magnitudo 6,5, se la faglia invece è lunga 45 km può fare un magnitudo 7,5, quindi conoscere come le dimensioni di questa faglia, come è orientata, dove si trova, e le sue dimensioni in profondità è di estrema importanza, certo, per una progettazione insomma, che sia fatta nei termini tanto giusti. Per dire una cosa così da bar, non con lei, io, ma per esempio in Giappone, che è un territorio notoriamente sismico, ci sono terremoti pazzeschi, non è che non costruiscono ponti, li costruiscono assolutamente, no, e resistono benissimo. Infatti diciamo, l'ostacolo non è il fatto che lo stretto di Messina è un'area sismicamente attiva, ecco. L'ostacolo è la carenza fino ad oggi di conoscenze su quali sono quelle strutture che poi generano i terremoti. Perché l'ubicazione e la lunghezza è importante, perché però determina... adesso avere accertato queste cose aiuta moltissimo. Aiuta moltissimo, perché sì, questo significa, se ho capito bene, che chi costruirà il ponte deve tenere conto di questi movimenti. Si spera tenere conto di questi movimenti, e sulla base di questi movimenti trae fuori dei parametri che sono utilissimi, insomma. E questo è possibile farlo, naturalmente. Certamente, sì. Noi siamo dotati di tecnologie. Come no? Noi siamo, insomma, nel progetto del ponte, che io sappia, ci sono eminenti scienziati di tutto il mondo, quindi sapranno tenerne conto e sapranno insomma di che cosa stiamo parlando. Questo chiarimento mi sembra importantissimo, perché significa che come dire, è un'affermazione scientifica, cioè la faglia c'è, è in movimento, ma questo non significa che non si può fare il ponte, significa che chi costruirà il ponte deve sapere queste cose, deve saperlo costruire con, che cos'è, elasticità, materiali. Sì, diciamo che nelle costruzioni delle grandi opere, così come la casetta in campagna, esatto, l'infrastruttura deve saper reggere alle vibrazioni, che noi chiamiamo accelerazioni orizzontali al sito. Come le chiamate? Accelerazioni orizzontali al sito. Orizzontale? Sì, è un'accelerazione orizzontale, se guarda la mia mano è in questo senso, esatto. Quello che una volta chiamavamo movimento ondulatorio sussultorio. Giusto. Quello che provoca più danni alle infrastrutture sono proprio queste accelerazioni orizzontali, che è detto insomma sforzo di taglio, che è quello che è capace di tagliare le strutture in cemento armato. Quindi conoscere di quanto accelererà il suolo durante un terremoto si esprime in termini di accelerazione di gravità, è importantissimo, perché l'opera dovrà resistere a questa accelerazione. Perché non l'abbiamo detto, ma lo davamo per scontato, quando parliamo di faglia e di movimento significano terremoti. Poi. Cioè, sì. Questo non è che l'abbiamo nascosto, ma noi lo davamo. Nella maggior parte dei casi significano terremoti. Ci sono alcune faglie come quelle etnee che possono muoversi senza generare terremoti. Si dice si muovono per creep, però il movimento per creep, cioè è un movimento lento. L'Etna è sempre particolare, sì. Dovrebbe essere così. Ora, se Angelo è d'accordo, torniamo a guardare quella pagina, cos'è, la Stampa? No, siamo sul Corriere. Sul Corriere. E magari lei dà una sua valutazione. Qui mi pare che parla un po' in generale. Sì, sono gli ostacoli e i rischi. Vediamo. Si parla dello stesso operatore e progetto del 2011, ma i costi triplicati. Manca l'aggiornamento sismico e su eventi estremi e anche sul traffico. E poi si parla di espropri, su 370 ettari si dimezzano prezzi di case e terreni. Queste sono tutte le conseguenze. Poi ci sono le criticità che vengono evidenziate, come potete vedere. Febbraio 2024 è stato il Comitato Scientifico Indipendente dello Stretto di Messina chiede siano accolte 68 raccomandazioni per quanto riguarda la costruzione. E ne abbiamo parlato qualche mese fa. Nuovi approfondimenti sismici sono stati chiesti, nuove analisi che
tengono conto di eventi estremi, anche da un punto di vista meteo, nuove analisi delle correnti marine. E poi andiamo al 15 aprile 2024 con il Ministero dell'Ambiente che chiede 239 integrazioni, chiarire l'analisi costi-benefici sui flussi di traffico, chiarimenti sui costi di manutenzione e di gestione, aggiornamento del rischio sismico, eventi estremi e maremoto. Insomma, e torniamo al titolo sopra, dove dice manca l'aggiornamento sismico. Direi di no a questo punto. Dottore, che in dice? termini progettuali credo di sì, che manchi l'aggiornamento, diciamo, della parte sismica, perché insomma il progetto è fermo a una certa data, quindi andrebbe quantomeno aggiornato. Non è un caso che la commissione, insomma, che ha valutato la progettazione ha più volte ribadito, diciamo, l'aggiornamento non manca, c'è uno studio sismico, c'è fatto anche da eminenti scienziati, però noi nel 2021 pubblichiamo questo articolo, qualcuno se ne è accorto e ha detto sarebbe il caso di aggiornarlo. Ecco, e questo è il punto, manca l'aggiornamento sulla base delle ultime vostre... Il nostro lavoro che noi abbiamo pubblicato nel 2021. È la quadratura del per la cerchio. prima volta noi facciamo vedere la faglia, il volto della faglia lungo lo stretto di Messina, in rispetto a delle ipotesi che erano state fatte nel corso dei 100 anni, insomma, che siano succeduti. Vuol dire che del vostro studio del 21 non si è tenuto conto, almeno fino ad ora, è giusto? Fino ad ora, ma la commissione che andava a valutare il progetto ha detto in termini poveri, insomma, guardate che c'è questo studio che mette in evidenza delle cose che prima non erano state messe Quindi in c'è un evidenza. richiamo e ora dovranno esaminarlo. Perfetto, ci fermiamo qui, dottore Barreca, grazie per Grazie le a voi. sue chiarissime, come dire, esemplificazioni. Ci fermiamo, facciamo una breve pausa, tra poco sarà il nostro ospite il ministro Musumeci. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie dottore. Grazie, arrivederci. Buongiorno Sicilia, allora siamo in attesa dell'arrivo del ministro Musumeci qui in studio, in diretta naturalmente. Intanto Angelo, diamo ancora un'occhiata ai quotidiani. Eccoci qua, cominciamo con il Sole 24 Ore, in questo segmento diciamo di rassegna stampa. Festival dell'economia, benessere per età, vincono Sondrio, Gorizia e Trento. Caspita, cerchiamo di Sondrio, capire Trento. che cosa succede. Le tre province sono in testa alle classifiche della qualità della vita per bambini, giovani e anziani. Per tutti praticamente. Per tutti praticamente. Vedete qui, prima per i bambini, primo Sondrio, poi Ravenna e poi Trieste. Per i giovani Gorizia in testa, Ravenna, Forlì, Cesena. Per gli anziani primo Trento, poi c'è Como e poi Cremona. Questa è la situazione per quanto riguarda insomma il Festival dell'economia, il benessere per ogni età. Le sanzioni sui tax credit a doppio regime, riforma fiscale, almeno 5 anni di coesistenza tra le diverse definizioni di irregolarità. Quindi insomma qua bisogna fare attenzione, gli esperti si entra in un dedalo piuttosto complicato. Assolutamente. Poi andiamo sempre alle prime pagine. Siamo sul giornale e vediamo ancora, vedete, il futuro della maggioranza. A parlare la Meloni, promette governerò 5 anni. E ancora, sempre sulla prima pagina del giornale, ritorniamo di nuovo alle testimonianze della scrittrice. Grazie alle arti marziali ho sconfitto l'autismo. Vedete, una bella notizia. Bella storia, Susanna Tamaro, chiedo scusa, da qualche anno si parla molto di sindrome dello spettro autistico, ma a mio avviso ancora non c'è grande consapevolezza su come affrontare. Bene, adesso è venuto il momento di chiamare Marco Amato, che è in collegamento con noi, e naturalmente vedremo come comincia la settimana. Oggi più in vista è il tuo look che non la tazzina, se mi posso permettere, Marco. Ogni tanto. Caspita. Buongiorno e buon inizio settimana. Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia. Allora, raccontaci. Dunque, oggi vi volevo parlare dell'effetto Giove.
Quindi ho scelto di parlare dell'azione di Giove benefica sui segni di aria, i gemelli, la bilancia e l'acquario, e ho scelto proprio un raffinato bilancia per parlare di questa sindrome. Dunque, è Charles Leclerc che appunto ha vinto il Gran Premio, è un bilancia. Quindi l'effetto gioviano di tutti quei successi, di quell'espansione, di quella regalità che può comportare e portare i segni d'aria a Giove, comincia a mietere appunto le sue vittime famose nello zodiaco. I bilancia iniziano per primi proprio perché sono un segno di Venere, e Venere è proprio congiunta a Giove in gemelli. Ecco perché per adesso i bilancia hanno una maggiore visibilità soprattutto rispetto ad Acquario e a Gemelli stessi, che ospitano proprio questo tripudio planetario vantaggioso. Oggi c'è una cangianza soprattutto lunare e venusiana molto molto forte. I termini zodiacali variano di volta in volta in base alle congiunzioni e alle successioni planetarie, in maniera tale da avvantaggiare più tal'un'area zodiacale tal'altra. Ebbene, è proprio la bilancia quella privilegiata, ed è proprio il caso del nostro Charles, che vince il Gran Premio per la prima volta, ma non solo. La bilancia è simbolo anche di raffinatezza, di giustapposizione, anche di architettura, di restaurazione, e soprattutto di uno stile che pare avere a che fare con tutta una serie di faccende che dovrebbero fare sperare bene per l'ottimizzazione legale e in termini di giustizia a livello ecumenico. Quindi viva Giove e viva i segni d'aria. Occupiamoci invece oggi della giornata, che prevede comunque una luna alquanto birichina e decisamente interessante, che tende a privilegiare un po' i segni di terra, quindi Toro, Vergine e Capricorno. Ebbene, questa terna zodiacale è stata un po' abbandonata dalle grazie di Giove, proprio perché dal Toro Giove esce dai gemelli, e quindi Toro, Vergine e Capricorno si sentono probabilmente un po' orfani di tutta una serie di vantaggi che Giove ha portato. Vediamo in che termini sono. Allora, per il Toro Giove è un po' un addio, ma si porta nella sua seconda casa, per cui l'epoca zodiacale così importante che è cambiata porterà al Toro dei proventi. La seconda casa è quella dell'economia, dei soldi e della vista, quindi datevi alla fotografia e fate tanti bei soldini, insomma, il senso sarebbe questo. Mentre invece per la Vergine tutta una serie di sintesi positive, ovvero la sintetizzazione più opportuna di tutta una serie di problematiche non indifferenti, proprio perché i Vergini hanno parato tutta una serie di progetti, faccende che riguardano la casa, lavori e rapporti, che non sono proprio troppo semplici da gestire. La Vergine però con questa quadratura planetaria è spinta sempre di più a badare un po' di più e curare il lato sentimentale della propria vita. Al Capricorno, a cui è andata sempre bene finora, deve ridimensionare un po' le cose, occuparsi della quotidianità, della casa, dell'andamento familiare e tutta una serie di cose che hanno a che fare con le gioie delle cose piccole. Quindi Luna e Giove vogliono dire questo ai segni di terra, mentre invece i Fuoco cosa fanno? Ariete, Sagittario e Leone. I Fuoco con questa disposizione planetaria tendono un po' a sfidarsi, in particolare il Leone, proprio perché la disposizione di Giove assieme all'Ariete li rende un pochettino più competitivi, li rende fortemente pronti a sfidare ancora una volta i loro limiti. L'Ariete soprattutto nel comando e nella relazione sentimentale, proprio perché il primo segno zodiacale, l'Ariete, ha dovuto posporre e rimandare la propria vita un po' personale, un po' troppo a lungo, mentre invece il Leone, che non trovavano la quadra sulla loro disposizione come dire, carrieristica, sulla loro figura, che si approcciava a tutta una serie di prove e di benchmark di riferimento oggettivo, si è sentito giudicato un po' male, un po' in maniera depauperante. Ecco, Leone probabilmente sta vivendo un momento in cui dei progetti non proprio progettati, degli imprevisti,
tutta una serie di incidenti di percorso, possono averlo invece messo nelle condizioni di pensare in maniera diversa. Ebbene sì, il leone ci riesce, però a prezzo di una declinazione del suo megalitico ego rispetto a tutta una serie di esigenze altre, degli amori, del lavoro, e di cui dovrà tenere fortemente conto. Sagittario è l'unico dei tre che sente invece Giove tradito. Giove è pianeta del Sagittario, i Sagittari sono proprietari di Giove, ma Giove si pone proprio in Gemelli, quindi in opposizione. Cosa vuol dire questo? Il Sagittario ha bisogno di nuove sfide, di nuovi obiettivi, di qualcosa di nuovo da raggiungere, e soprattutto questa settimana la Luna vuole iniziare il Sagittario ad una visione delle cose del tutto nuova. Quale? Ebbene, valutare le esigenze altrui e soprattutto porsi in una maniera differente rispetto alla solita protervia, perché qualche difettuccio in questo senso c'è, e li potrebbe caratterizzare. Marco, quindi andare un po' più indietro avviarci e alla non conclusione, essere... Marco. Scusa se ti interrompo. Come? Avviamoci verso la conclusione, perché abbiamo tra poco in studio il ministro Musumeci. Ok, d'accordo. Scusaci. Ebbene, questa carrellata zodiacale per gli Ari e gli Acqua si conclude con una disposizione poco efficace per gli Acqua, che devono riflettere un pochettino, Cancro, Scorpione e Pesci, verso qualcosa di più interiore, mentre gli Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario sono appunto i protagonisti di tutta questa baraonda. Giove li magnificherà sempre di più e quindi tenderà ad avere un effetto molto forte e potente in tutte le loro riuscite. Gemelli, Bilancia, Acquario per adesso sono i top dello zodiaco, e detto ciò vi saluto e vi auguro un buon inizio settimana con un trionfale Giove che cambia epoca zodiacale. Che bello. Buongiorno. Buongiorno a te, buon caffè e grazie. Al Malacco adesso, subito dopo in studio il ministro Musumeci. La religione musulmana vieta la consumazione di maiale. Ma sapete perché? Non è solo una questione di precetti religiosi, ma di sicurezza alimentare. In passato, infatti, la mancanza di frigoriferi rendeva la carne un alimento a rischio di fermentazione batterica, che poteva creare seri problemi di salute a chi la consumava. Per questo motivo determinate carni venivano considerate impure e non venivano consumate. Oggi parliamo di un modo di dire molto conosciuto, bite the bullet. In inglese viene usato per indicare il coraggio di affrontare situazioni difficili o dolorose. Infatti deriva dall'antica pratica di far stringere una pallottola tra i denti al paziente durante le operazioni chirurgiche senza anestesia. In italiano, per esprimere lo stesso concetto, si usano anche le espressioni stringere i denti o ingoiare il rospo. Eccoci di nuovo in diretta ed è con noi il ministro della protezione civile e del mare, il ministro Nello Musumeci. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Tra poco il ministro a Catania sarà in visita all'autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale con il presidente Francesco Di Sarcina e l'ente di governo del territorio portuale. Qual è lo scopo di questa visita, ministro? Rientra in un piano di sopralluoghi che dal nord al sud intendo attuare e che ho già avviato per verificare lo stato di sviluppo delle infrastrutture portuali. Oggi il mare diventa il luogo nel quale si giocano serie competizioni nel Mediterraneo. Anche i paesi del Nord Africa, quelli del vicino Medio Oriente, si stanno attrezzando perché la infrastruttura portuale possa essere sufficientemente adeguata ad attrarre nuovi flussi di movimentazione di merci e di persone. Noi siamo messi bene come Sicilia? Per essere competitivo un porto ha bisogno della digitalizzazione, della elettrificazione delle banchine, del retroporto. Diciamo che Catania non è mai stata per eccellenza una città dal porto commerciale. Secondo il presidente dell'autorità portuale, che vedrò tra poco, la diversificazione si articola su Augusta come porto essenzialmente commerciale, lo è sempre stato,
e dare a quello di Catania una vocazione più turistica e più croceristica e peschereccia. Quindi sarà uno scambio di impressioni, un sopralluogo, una visita, sono previsti lavori significativi per il consolidamento del porto catanese. Mi farà veramente piacere, anche perché Catania è la mia città, certo, e quindi ci vado con maggiore apertura d'animo. Importanti questi chiarimenti, perché così sappiamo anche appunto gli orientamenti del prossimo futuro che riguardano Catania, riguardano Augusta, riguardano un po' il mare siciliano. Ministro, lei naturalmente inevitabilmente si occupa dei Campi Flegrei. Ecco, qual è la situazione? Abbiamo letto cifre che ci mettono un po' in allarme, 87.000 persone da evacuare. Siamo ancora a questo punto oppure, come dire, la situazione è migliorata? No, premettiamo che, lo diciamo per i nostri telespettatori non particolarmente in confidenza col tema, noi siamo abituati a vedere un vulcano con la forma conica, ecco, sì, come la nostra Etna. Campi Flegrei è un vulcano, ma non ha la forma del cono, è una pianura. Su questa pianura da migliaia di anni la gente ha scelto di vivere. Era comprensibile in un contesto, ecco, vedo che avete nella vostra cartina già è vediamola, eccola qua, tutto schermo, fin troppo chiara. L'area delimitata dalla linea gialla tratteggiata, ecco, quella è l'area del vulcano Campi Flegrei. All'interno del cratere, o comunque nelle immediate prossimità, dal dopoguerra in poi si è costruito fino a determinare una delle più alte densità abitative. È stato un delitto, un crimine, perché anche sull'Etna ci sono le case, certo, ma si fermano a 800, a 1000 metri di altitudine e non arrivano a 3000 metri, certo, in prossimità del cratere. Ecco perché le scosse che in questi mesi stanno avvertendo gli abitanti della zona, come diceva lei, sono circa 80.000, sono scosse legate non solo al fenomeno vulcanico, ma anche a quello bradisismico, cioè sui Campi Flegrei la terra, il suolo si solleva e si abbassa. Addirittura dal 2005 ad oggi si è sollevato di 1,26 m, il che significa che lì non dovrebbe starci nessuna casa. Non abbiamo parlato di piano di evacuazione, il piano di evacuazione c'è per ogni città, anche per Catania, è uno degli strumenti di prevenzione, ma lì si tratta di mettere in sicurezza le case che non siano proprio all'interno del cratere e di incoraggiare, se qualcuno intende autonomamente farlo, la delocalizzazione. Se una famiglia vuole lasciare quei luoghi per andare in un'area ritenuta sicura, lo Stato intende intervenire, così come interverremo per mettere in sicurezza le case che si trovano nell'area. Mettere in sicurezza è un eufemismo, naturalmente il rischio vulcanico è ingombente, non esiste rischio zero, però devo dire che lì c'è stata una lettura del territorio assolutamente fuori da ogni logica e mi permetto di dire in certi anni, tra gli anni 50 e gli anni 80, anche sotto la spinta di una certa speculazione edilizia. E quindi ora dobbiamo salvare il salvabile. Abbiamo ristretto l'area di interesse, quindi 80.000 per l'area di rischio vulcanico. Quella del rischio bradisismo, quindi della terra che si solleva e si abbassa, si è ridotto a 35.000, ma stiamo parlando di cifre assolutamente significative e stiamo collaborando con la Regione Campania e con i 3 comuni interessati, parte di Napoli, Bacoli e Pozzuoli, per ridurre al minimo la esposizione. Gli abitanti naturalmente sono molto preoccupati, ma non possiamo correggere oggi in una realtà fortemente urbanizzata tutto quello che invece andava fatto nell'immediato dopoguerra. Infatti l'ha chiarito in maniera esemplare prima gli errori gravi che sono stati commessi. Ministro, inevitabilmente le dobbiamo chiedere qualcosa che riguarda la Sicilia, la nostra regione. Qui ci sono due preoccupazioni che in qualche modo si accavallano. Da una parte la crisi idrica dovuta a una siccità e
un'estate che ha le porte che, come lei ci insegna, si preannuncia rovente come già quella dell'anno scorso, e contemporaneamente il rischio incendi, insomma. Ora, che cosa possiamo prevedere? Che cosa si sta attuando? Sappiamo che domani la Coldiretti farà a Palermo una manifestazione di protesta, perché dicono loro, per come è organizzata, diciamo, la distribuzione di aiuti agli allevatori è più complicata che non in maniera diretta. Ci avrebbero potuto dare i foraggi e le cose in maniera diretta, invece si è scelta una via che loro considerano burocratica. Parliamo di un rischio per volta. Ecco, intanto cominciamo dalla siccità. La lotta alla siccità si prepara quando l'acqua c'è, perché noi consumiamo utilizziamo solo il 10-11% dell'acqua piovana invece di accumularla. Per cui quando c'è necessità di avere l'acqua non la troviamo, perché non l'abbiamo messa da parte. Ecco perché il primo è un problema di carattere culturale. Abbiamo oltre una ventina, forse 26-27 dighe, ma molte di queste non sono utilizzabili perché per 50-60 anni si è consentito l'insabbiamento o da parte delle sponde o per un fenomeno naturale, il che significa che la sabbia prende il posto dell'acqua, per cui se deve raccogliere per esempio 10 milioni di metri cubi d'acqua ne raccoglie 6, ne raccoglie 5. Andavano pulite le dighe, non è stato mai fatto. Io da Presidente della Regione, perché non mi sottraggo alle mie responsabilità, non soltanto ho istituito l'autorità di bacino che non esisteva, ed è la istituzione che deve controllare il reticolo idrografico di un territorio, quindi istituita da noi nel 2018, dopo 30 anni dalla legge nazionale. Ma abbiamo anche avviato le procedure nel 2019 per la pulizia e quindi per liberare 18 dighe dall'insabbiamento. E a che punto siamo lì? Sono procedure che segue l'attuale governo. Noi abbiamo avviato l'iter, tenga conto che sono procedure molto lente perché richiedono una serie di autorizzazioni che complicano la vita. La verità è che poi nei comuni la rete di distribuzione fa brodo da tutte le parti, dovrebbero essere almeno rifatte quelle delle città capoluogo. Io ho finanziato per 44 milioni la rete urbana di Agrigento, che era quella malmessa. Non abbiamo avuto sufficiente cura verso le infrastrutture idriche e idrogeologiche, perché poi le alluvioni arrivano anche quando l'acqua non è governata bene. E ricordo anche che nel 2020 abbiamo pubblicato un bando per gli agricoltori. Vuoi accumulare l'acqua piovana? Vuoi mettere da parte in un laghetto tutta l'acqua che ti serve in caso di emergenza, e quindi lo fai in inverno per utilizzarla in estate? Noi ti paghiamo il 60% dei costi del laghetto. Pensavamo a 100 domande da parte degli agricoltori, ne sono arrivate centinaia e centinaia, e questa è una grande soddisfazione. Il governo ha creato la cabina di regia per la crisi idrica, presieduta da un esperto, convergono 5 ministeri, abbiamo chiesto alla Regione di presentarci un elenco delle opere più importanti, ce ne ha presentate 50, su quelle stiamo assieme alle altre regioni racimolando centinaia di milioni per cominciare a finanziarli. Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica, l'ho proposto io al Consiglio dei Ministri e abbiamo già erogato i primi 20 milioni di euro. Ne daremo altri non appena la Regione, anche attraverso gli interventi agli agricoltori, alla zootecnia e alle altre fasce di particolare necessità. Subito dopo, quindi, aver erogato questa prima risorsa, arriverà la seconda. Infine, bisogna capire che l'acqua non si può più sprecare e bisogna trovare le soluzioni alternative. All'acqua potabile tradizionale bisogna anche abbinare l'acqua dei dissalatori. In altre parti del mondo viene utilizzata soprattutto per fini industriali e agricoli, e l'acqua dei depuratori, perché ormai abbiamo capito che l'acqua potabile, l'acqua di uso irriguo e l'acqua di uso industriale non può essere soltanto quella che arriva pulita, incontaminata dal bacino
che sta sotto il nostro suolo. Insomma, stiamo pagando anni, decenni di assoluta distrazione e questo purtroppo non ce lo potevamo permettere. Ora ci vorranno anni per poter ristabilire un equilibrio in una condizione climatica che purtroppo prevede sempre meno piogge e sempre più lunghi periodi di siccità. Noi apprezziamo moltissimo la sua franchezza, le chiediamo una battuta soltanto, visto il tempo che ci è rimasto, Sì. per quanto riguarda la questione incendi. Sì, quella è una competenza che la legge nazionale affida esclusivamente alle regioni. Lo Stato interviene soltanto quando la protezione civile regionale non ce la fa più, quindi quando le fiamme assumono dimensioni che vanno domate con ulteriori interventi di uomini e di mezzi. Anche qui la Regione ha predisposto il piano quest'anno, noi abbiamo incontrato tutte le regioni italiane per capire in quali condizioni siamo, la flotta che in alcuni casi può intervenire dall'alto dove i mezzi da terra non possono arrivare, è una flotta debole. Pensi che sono i Canadair, prodotti da una industria canadese che da 40 anni non fa più velivoli. Mamma mia. E quindi in 40 anni l'Europa non si è mai, e anche l'Italia, non si sono mai preoccupati di consolidare questa flotta, cosa che abbiamo fatto. Abbiamo incontrato il commissario europeo per il clima, c'è un impegno a ricominciare a produrre, abbiamo chiesto alla nostra società Leonardo, che è partecipata, di produrre nuovi elicotteri con caratteristiche anti-incendio, cosa che si sta facendo. Speriamo, ecco, che ci sia anche la diligenza dell'uomo, fare i viali tagliafuoco, pulire i propri campi, anche quelli non coltivati, per evitare il contatto immediato col fuoco, evitare di fare picnic e di accendere fuochi, evitare di buttare la cicca di sigarette, avvertire subito i pompieri quando c'è l'inizio di un incendio, utilizzare, lo dico ai comuni e alle regioni, utilizzare i nuovi sistemi che la tecnologia mette a disposizione per intercettare anzitempo gli incendi. Io credo siano queste le possibili soluzioni per attenuare, neutralizzare, ma impedire che gli incendi si possano registrare in ogni stagione è davvero impossibile, soprattutto se accanto alla distrazione, quindi agli incendi di origine colposa dell'uomo, ci sono quelli di origine dolosa, cioè la gente malata di testa o che per speculazione gode nel dover dare fuoco alle nostre aree boschive. È un problema anche di civiltà. Grazie Ministro Musumeci per tutte queste sue parole molto chiare, molto precise. Noi ci fermiamo qui, le auguriamo buon lavoro per i suoi impegni in mattinata a Catania. Ci salutiamo con Giovanotti e Ragazza Magica. Buongiorno Sicilia, a domani.